Voluto dall'allora patriarca di Venezia cardinale Pietro La Fontaine, intitolato alla Vergine Maria Immacolata, per proteggere Venezia, il Tempio votivo in Riviera a Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, è uno dei monumenti simbolo della città. Nelle iniziative promosse in occasione delle celebrazioni per il centenario della posa della prima pietra, c'è anche una mostra didattica nelle comunicazioni di guerra a Venezia che rappresentano un monito e un invito alla pace. La mostra sarà allestita fino al prossimo 30 settembre, ma la cittadinanza crede a gran voce che si possa arrivare a una completa riapertura del monumento. C'è stato un importante finanziamento da parte della Regione Veneto. Un voto della città per salvare la città durante la Prima Guerra Mondiale e che raccoglie i caduti della Prima e anche della Seconda Guerra Mondiale. E abbiamo incontrato il comitato, tutte quelle autorità, anche del patriarcato, dell'università, e cercheremo di sviluppare una serie di attività per custodire al meglio questo tempio in modo che possa essere sempre a disposizione della cittadinanza. A fianco delle istituzioni si è creato un comitato di cittadini e volontari a sostegno della fruizione del Tempio votivo, guidato dalla presidente architetto Giovanna Ravetta, con la partecipazione anche del rettore del Tempio votivo, Monsignor Giancarlo Iannotta. Un'esposizione sulla comunicazione in tempo di guerra e che abbiamo voluto portare avanti, in quanto è stata possibile realizzare la piccola mostra all'interno della rete di, diciamo di musei e di realtà che la Regione Veneto finanzia. Un monumento che è ancora poco conosciuto e soprattutto non compreso nel significato che può avere ancora oggi. Il tempio nasce come ex voto per aver salva Venezia durante la Grande Guerra.